Parte la stagione vitivinicola veneta e nazionale e Veneto Agricoltura come tradizione propone nella sua sede agli operatori di settore le previsioni vendemmiali, uno strumento unico nel suo genere che serve a dotare il vino veneto da tempo ai vertici anche internazionali di ancora maggiore competitività per imporsi sui mercati di tutto il mondo. E allora andiamo proprio a vedere come sarà la vendemmia 2016. Con l'Emilia, con la Toscana, con la Puglia e con la Sicilia. Per la 42esima edizione delle previsioni e delle stime dell'annata vitivinicola del 2016. È un'annata che è partita con qualche difficoltà, difatti a giugno, quando abbiamo fatto il primo momento del trittico, la situazione non era molto bella per via delle piovosità che c'è stata fino a quel periodo. Poi diciamo che tra luglio e agosto la situazione è sicuramente migliorata e oggi possiamo dire che i rossi soffrono un po', mentre per quanto riguarda il vino bianco sicuramente ci sono delle quantità che probabilmente sono in crescita. Valutiamo la glera per esempio con una crescita attorno al 10%, 8-10%. Queste ultime giornate di sole e di caldo ci fanno anche molto ben sperare per quanto riguarda la qualità, non solo per la quantità del vino che andremo a raccogliere. A parte il programma di sviluppo rurale, certamente il vino è l'eccellenza. Cosa prevede? Sì, il settore vitivinicolo per il Veneto è il settore più importante delle 12 filiere agricole, 1 miliardo e 800 milioni di export di euro danno il senso di quale sia per l'economia del nostro Veneto questo settore, in cui mettendo insieme anche tutti gli altri, più di un terzo dell'economia della nostra regione gira attorno all'agricoltura. Abbiamo più di 80.000 ettari vitati in Veneto, il futuro è un futuro roseo soprattutto per alcuni vini importanti come il Prosecco, come l'Amarone. Stiamo portando avanti anche la DOC del Pinot Grigio e quindi che diventerà una DOC se non uguale anche maggiore a quella del Prosecco e naturalmente il futuro sarà quella della sostenibilità anche della viticoltura, in cui anche gli agricoltori e già lo stanno capendo dovranno comunque portare avanti tutte quelle tecniche culturali e agricole per portare meno impatto all'ambiente in cui adoperano e in cui fanno la loro attività. Noi ti abbiamo già introdotto e siccome siamo un po' in ritardo, se ci fai un po' il quadro veloce sulla vendemmia che arriva lì in Emilia Romagna. Visioni 2016 qui a Veneto Agricoltura, ma con una riflessione che il vino non basta farlo bene, è un prerequisito, bisogna anche saperlo vendere, migliorare. Certo, ormai è una cosa risaputa. Oggi la qualità, che ben venga naturalmente, quest'anno abbiamo un'ottima qualità, però è diventato un prerequisito, cioè fa parte di una componente importante ma non determinante per avere successo nel commerciale. Quindi oltre a questo bisogna essere bravi a comunicare ciò che facciamo, bravi a promuovere ciò che facciamo, questo è importante. Insieme queste componenti sono vincenti, però oggi illudersi che solo con la qualità riusciamo ad avere soddisfazione commerciale è un'illusione pura. Oggi bisogna lavorare sulla comunicazione, bisogna lavorare su come promuovere i propri prodotti, altrimenti siamo tagliati fuori.